Buongiorno, oggi siamo presso il sindaco Francesco Siviero di Taglio di Po perché con la fase 2 abbiamo una serie di domande di FAQ, come si dice in gergo, domande frequenti da fare al sindaco. Innanzitutto, buongiorno sindaco, ci sono novità dal punto di vista della salute dei suoi concittadini? Buongiorno a tutti voi, buongiorno Leandro. Per il momento quest'oggi non ci sono stati comunicati nuovi casi di positività, quindi rimaniamo sempre stabili con 3 casi attualmente positivi che sono in attesa di guarigione, o meglio del tampone di riscontro della guarigione, e 2 persone che sono invece già guarite del coronavirus. Ecco, andiamo subito al dubbio, ho una serie di domande che volevo farle. Allora, spostamenti nel territorio regionale e distanziamento, quali sono le norme di questa nuova DPCM del 26/4, l'ultimo penso, vero? Sì, diciamo che l'ultimo DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato fatto il 26 ed è stato integrato successivamente da 2 ordinanze regionali, una di domenica e una appunto uscita ieri in tarda serata, diciamo così, che vanno un po' a integrare. Principalmente è stato introdotto questo nuovo concetto che quindi non c'è più solo il territorio comunale, ma si ragiona su tutto il territorio della regione, in questo caso la regione Veneto. Purtroppo si sconta il fatto che noi, essendo territorio di confine, ovviamente come tutti i territori di confini, molte persone ci chiedono se possono ad esempio visitare i congiunti fuori regione, ad esempio anche solo a Mesura, però è ancora vietato perché comunque è vero che la distanza è pochissima, però si è sempre in un'altra regione, quindi per il momento questo è ancora vietato. Le visite, come sapete, ai congiunti sono ammessi, quindi c'è tutto l'elenco dei congiunti, quindi i genitori, il partner, le unioni civili, le relazioni stabili e tutto. Per raggiungere i congiunti è possibile anche essere in più persone dello stesso nucleo familiare conviventi all'interno di uno stesso mezzo di trasporto, anche senza usare mascherino o DP all'interno dell'auto, perché comunque se si vive insieme è logico che non c'è bisogno di queste accortezze. E una delle novità più importanti è che è possibile anche recarsi fuori dal proprio territorio comunale per poter fare acquisti, poter fare la spesa, se ci sono ad esempio prezzi più concorrenziali oppure alcuni prodotti non ci sono proprio comune, quindi è possibile recarsi fuori. Ovviamente sempre con la medesima regola, nel senso che se devo accedere a un esercizio commerciale posso accedere in una persona per nucleo familiare, insomma. Ecco, attività motoria e sportiva nel territorio regionale. Le regole? Allora, diciamo che le regole di base che valgono sempre anche per quando si esce da casa è l'utilizzo della mascherina, dei guanti o dei gel igienizzanti. Questo è considerato per principio. Nessun esempio, solo i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone che sono soggette a forme di disabilità. Per queste 2 categorie non è previsto di indossare la mascherina. E anche per coloro che ad esempio svolgono attività motoria intensa, non hanno l'obbligo durante questa attività motoria intensa di utilizzare la mascherina, però hanno l'obbligo di utilizzarla prima e dopo. Queste sono le regole che ci sono. Mentre per quanto riguarda l'attività motoria non intensa può essere svolta o in maniera individuale oppure insieme a componenti del nucleo familiare. In questo caso qua, non essendo un'attività magari intensa, una passeggiata, qualcosa di più leggero, non come possa essere una corsa, è necessario invece avere i propri dispositivi a disposizione, quindi la mascherina e i guanti. È possibile però spostarsi con il proprio mezzo per andare a fare attività fisica, quindi posso prendere la macchina e spostarmi in un altro punto per praticare l'attività che prediligo, e posso eventualmente farla anche in coppia se non siamo membri dello stesso nucleo familiare, però è obbligatorio indossare i DPI in questo caso, qualsiasi sia il tipo di attività. Questo sempre nell'ambito regionale? Sempre il confine attuale, adesso è stato spostato dal confine del comune al confine della regione. Questo sono sempre all'interno, queste sono le norme, insomma. Ecco, una delle domande più frequenti: spostamenti verso seconde case e altri beni immobili.
Gli spostamenti verso le seconde case, sempre all'interno del territorio regionale, è concesso, come anche lo spostamento magari verso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli o veicoli d'epoca da competizione. Però è sempre uno spostamento finalizzato alla manutenzione. Esempio lampante: se ho una casa a Rosolina Mare, posso andare alla casa a Rosolina Mare, fare manutenzione e poi tornare a casa. Se ho una casa a Belluno, seconda casa a Belluno, posso andare a fare manutenzione e poi tornare a casa. Ho una seconda casa ai Lidi Ferraresi e abito a Teo di Po, non posso andare perché l'ambito è sempre quello regionale. Una delle domande che ci facevano: io ho una casa a Rosolina, devo fare manutenzione, non ce la faccio in questa giornata, posso rimanere? No. Devo ritornare a casa? La teoria è questo, anche perché da Teo di Po a Rosolina Mare non è che ci siano... Però, visto che aveva fatto il confronto con Belluno... No, perché tecnicamente è solo prevista per la manutenzione, perché se una persona mi fa una manutenzione di 2 settimane e rimane a Rosolina 2 settimane, è logico che è un po' una formula per eludere la norma, insomma. Ecco, un'altra cosa importante: l'uso di veicoli privati e con passeggeri. Mi riferisco in particolare per i lavoratori che cercano di ottimizzare spostandosi in più persone in un mezzo. Diciamo che allora, come detto prima, per le persone conviventi non c'è l'obbligo di utilizzare i DPI previsti, cioè la mascherina oppure la copertura naso a bocca, i guanti e gel igienizzante. Per invece chi non è convivente si può o mantenere il distanziamento di 1 metro all'interno del veicolo, o meglio ancora durante la guida utilizzare mascherine e guanti, insomma le protezioni standard che devono essere utilizzate. Ecco, parchi, giardini e ville pubbliche, è possibile? Le parchi, giardini e ville pubbliche sono stati riaperti all'utilizzo, quindi consideriamo Piazza Venezia, consideriamo Piazza Repubblica, il Perla oppure Sommità Arginali, però ovviamente sono state chiuse, come da disposizione del DPCM, le aree gioco riservate ai bambini, perché non possono essere aperte e utilizzabili, quindi abbiamo provveduto a chiudere il parco bambini di Beslan e a interdire l'accesso ai giochi al parco Perla. Invece succede che qualcuno abusivamente va, è sanzionabile? Sì. È già previsto anche nell'ordinanza regionale la violazione appunto di un dispositivo regionale, quindi c'è già previsto anche il tipo di sanzione che più o meno è sempre la stessa, varia dai 260 ai 580, dove sono delle maggiorazioni per tutte le varie casistiche. Ecco. Chiusura festive di centri commerciali, di esercizi commerciali. Così. Ecco, siccome non era chiaro nelle precedenti ordinanze, è stato disposto chiaramente che i centri di esercizi commerciali, sia che siano alimentari, apparecchi elettronici, telefonici e ferramenta, per quanto riguarda la Regione Veneto sono chiusi, cioè il DPCM non ne dispone la chiusura, la Regione Veneto invece ha deciso che durante i festivi, quindi domeniche o festivi, questi centri sono chiusi, gli esercizi commerciali sono chiusi. Insomma. Ecco, modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali. Rimane sempre in vigore la modalità di accesso prima, quindi può accedere una persona solo per nucleo familiare, quindi che so, andate tu e tua moglie a fare la spesa, non potete entrare tutti e due, può entrare uno solo, a meno che non sia per accompagnare minori di anni 14 o persone non autosufficienti. Quindi se qualcuno ha problemi a deambulare ma lo deve accompagnare, quello è possibile farlo. E comunque si applicano sempre disposizioni classiche, quindi mascherina, guanti o gel igienizzanti. Allora, andiamo ad altre domande che potrei farle approfittando della sua disponibilità. Mercati e commercio in forma ambulante. Allora, i mercati mercati e commercio in forma ambulante, diciamo che da noi il mercato ha sempre funzionato con la Teo di Po, anche se magari c'era un banco solo, però ha sempre funzionato. Adesso gli ultimi 2 mercati abbiamo visto che c'è stato un aumento delle presenze. Nel prossimo mercato sono stati autorizzati anche chi è tutta nella filiera del florovivaismo e anche per chi vestiti e scarpe per bambini, libri, cartolerie, piante e fiori sono ammessi, quindi c'è un'apertura più generale. Questo vuol dire che se prima noi facevamo un cordone di sicurezza, chiamiamolo così, intorno alla singola esercizio, probabilmente per venerdì prossimo penseremo di cambiare un attimo quello che è la disposizione del mercato, quindi magari fare
un raggruppamento delle varie attività chiuse all'interno di un più ampio, diciamo così, cordone di sicurezza con un'entrata e un'uscita in modo regolamentare, mentre la vendita in forma ambulante si svolge ovviamente nel rispetto di quelle che possono essere le disposizioni già previste, l'obbligo di distanziamento, l'obbligo di indossare la mascherina, l'obbligo dei guanti, stesse regole che ci saranno anche per il mercato di venerdì, insomma, che ci sono sempre stati. Allora, un'altra cosa che ci chiedono tantissimi, cimiteri e riti funebri. Come sapete il cimitero da lunedì è stato riaperto, è possibile accedere con gli orari normali, con ovviamente sempre a disposizione i dispositivi, quindi mascherina, guanti o gel igienizzante, e anche i riti funebri dal 4 maggio è possibile svolgere il rito funebre con la presenza di massimo 15 persone che siano presenti, preferibilmente all'aperto, però comunque so che anche la parrocchia si sta già organizzando, quindi adesso vediamo cosa più iniziare. Poi una curiosità mia, dal punto di vista numerico, il sacerdote e gli operatori delle pompe funebri sono considerati nei 15? No, tecnicamente da quello che abbiamo capito noi no. Cioè sono 15 compresi loro? Se dovessimo applicare la norma in maniera più restrittiva come di solito si fa, è 15 persone, compresi anche chi è presente. Sì. Dopo in realtà adesso dobbiamo chiarire un attimo se sono 15 parenti più il parroco, anche perché non si sa il perché anche del dato 15. Sì, quindi, sarebbe una brutta battuta da fare, però lasciamo perdere. E quindi insomma un po' da chiarire, però so che già anche la CEI oppure chi sta trattando col governo ha già chiarito questo punto. Quindi. Ecco, sindaco, ne approfitto alle altre 4 domande veloci. Biblioteche. Le biblioteche adesso è consentita l'apertura solo per i prestiti, quindi se qualcuno deve andare a restituire o prendersi un libro. E per quanto riguarda la nostra biblioteca, insomma non era previsto l'apertura questa settimana, perché questa settimana dobbiamo fare la sanificazione, avevamo già in programma di fare la sanificazione, quindi prima faremo la sanificazione e poi probabilmente dalla prossima settimana apriremo e daremo anche le indicazioni su come effettuare il prestito, quindi se c'è da fare consiglia telefonica e quant'altro, e anche tra virgolette, la gestione dei libri che rientrano alla biblioteca, quindi lì c'è già un protocollo di ASL che dobbiamo un po' approfondire, che prevede insomma una sorta di quarantena anche per i libri, perché magari possono essere veicolati. Aree verdi naturali, si è ammessa l'attività di manutenzione e anche quindi degli orti, terreni agricoli e boschi. Sì, è ammessa la manutenzione sempre all'interno ovviamente dei confini regionali, sia delle aree verdi naturali, anche perché lì c'è un problema anche sanitario, perché se c'è erba alta dopo può essere ricettacolo di animali, di insetti, e anche per gli orti, terreni agricoli e boschi è concesso insomma soprattutto gli orti per autoconsumo, sia che siano orti privati o orti sociali comunali. Perché per gli orti a livello commerciale era già permesso operare? Diciamo che l'orto a livello commerciale rientrava nella filiera agricola e quindi era anche se era fuori regione? Lì era le necessità lavorative, quindi era messo in uscire. Allora, ultima domanda, poi dopo la lascio, sindaco. Attività di addestramento animali. È concessa anche l'attività, è consentita l'attività di allevamento e addestramento degli animali, anche in centri specializzati, ovviamente sempre assicurando la distanza tra le persone di almeno 1 metro, e anche le attività di agility dog per la riabilitazione, sempre insomma all'interno del territorio regionale. Queste sono domande che ci sono venute per le richieste che abbiamo avuto. Naturalmente se qualcuno avesse altre domande, so che c'è una vostra pagina e un vostro gruppo dell'amministrazione comunale dove rispondete in maniera tempestiva, o sbaglio? Sì, delle volte magari non siamo tanto tempestivi, ma semplicemente perché la domanda è o talmente puntuale o magari c'è un po' di difficoltà interpretative, quindi dobbiamo anche aspettare dei tempi tecnici per avere i chiarimenti utili, insomma, però. Ringraziando naturalmente della disponibilità. La fase 2 come la vede? Disciplinata? L'inizio non è stato dei migliori sotto alcuni punti di vista, perché ovviamente tante persone avevano voglia e anche necessità di uscire. Adesso il reale impatto della fase 2 lo vedremo probabilmente tra sabato e domenica,
essendo possibile magari anche accedere a determinati ambiti fuori dal comune di Teo di Po, come magari possono essere le spiagge o i colli per l'attività fisica per chi va a fare un giro in bici. Quindi quello lì sarà un banco di prova abbastanza importante. È un banco di prova abbastanza importante anche il discorso di indossare i DPI previsti. DPI non è un termine corretto, però almeno avere le protezioni con sé è già un buon strumento, insomma, di controllo. Dopo, se devo essere sincero, anche l'apertura dei cimiteri sembrava dovesse essere un problema, invece un problema, nel senso che teoricamente devono esserci migliaia di persone. In realtà le persone hanno capito il problema, svolgono le loro attività, salutano i loro cari, cambiano i fiori, però si limitano a questo, quindi c'è anche comprensione da parte delle persone. Insomma, qualche giovane che magari va in giro senza mascherina, e anche lì dovrebbe essere un po' i genitori anche a istruire i ragazzi su quelle che sono queste regole. Capisco l'invincibilità della gioventù, però insomma è anche per tutelare gli altri, non solo se stessi. La ringrazio sindaco, gentilissimo, naturalmente a disposizione per qualsiasi suo comunicato. Grazie a voi e ci sentiamo. Buona giornata a tutti.